Purtroppo queste cose succedono, sono rare ma succedono. Una tragica combinazione ha portato alla morte Luigi Martignago, il 14enne di Musano stroncato da una complicanza dell'influenza che lo ha colpito al cuore. Il virus ha attaccato il muscolo cardiaco, portando al decesso il giovane che da una settimana accusava febbre alta, una situazione che giovedì scorso l'aveva portato anche all'ospedale. Era stato visto al pronto soccorso di Montebelluna e avevano fatto una diagnosi di virosi, quindi una diagnosi di influenza. E la febbre era anche andata giù, sono stati dati i farmaci ovviamente per la tachipirina e altri farmaci antinfiammatori per questo episodio influenzale. È stato mandato a casa, il giorno dopo è andato dal medico curante e poi è successo purtroppo il fatto legato appunto a questo attacco da parte del virus al cuore, come lo ha ben definito il dottor Rigoli. Un virus molto aggressivo, secondo Roberto Rigoli, direttore del reparto di microbiologia del Cafoncello, ma nessuna diagnosi sbagliata. Sono cose rare e quando succedono chiaramente mandano in crisi anche noi medici, mandano in crisi il sistema. Stiamo lavorando, stiamo facendo un audit interno tra professionisti, so che è stata richiesta l'autopsia, speriamo di avere maggior chiarezza rispetto a quel fatto che è avvenuto. E mentre la scienza si interroga sulle nuove frontiere della prevenzione, la comunità di Trevignano piange il giovane Luigi che viveva con i genitori Naomi e Giacinto e la sorellina Elena nella casa di via Canova a Musano. Luigi frequentava la prima classe di meccanica al centro di formazione professionale di Fonte, che oggi durante la ricreazione ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del 14enne. Sconforto anche al Ponzano Calcio, dove Luigi giocava nelle giovanili. Un ragazzo sanissimo, pieno di vita, lo ricorda il presidente Walter Ducchetta. La data dei funerali non è stata ancora fissata, ma probabilmente si terranno all'inizio della prossima settimana.